Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova avventura. E benvenuti in questa nuova avventura anche da parte mia. Siamo sul Monte Rocca a Caldiero, in provincia di Verona. Questa località è intrisa di storia. Stiamo in effetti per andare ad esplorare una villa, una struttura della seconda metà dell'Ottocento che ha da raccontarci una piccola curiosità, ma in sé rappresenta qualcosa di davvero eccezionale. Andiamo ad esplorarla. A 2 passi dalle antiche terme di Caldiero, in provincia di Verona, sorge il piccolo Monte Rocca, una collina che, oltre ad aver regalato nei vari scavi resti dell'età del bronzo, custodisce ciò che rimane di alcune mura di un'antica fortificazione medievale, una villa ottocentesca con sembianze che ricordano un castello e ciò che stiamo per andare a vedere, una costruzione ottagonale costruita nella seconda metà del 1800, in parte messa in sicurezza in anni recenti e oggi ancora in abbandono. Due incisioni all'esterno ricordano il passaggio in questo luogo del re Vittorio Emanuele II e di Umberto, principe ereditario d'Italia, nel 1870. Ma la chicca storica di questo luogo ve la racconterò al piano superiore. Seguiteci. Guarda Anastasia quanti affreschi, guarda quanti dipinti che ci sono sui muri. La gente poi l'ha rovinata con i murales, ma vieni di qua. Guarda che spettacolo. Guarda, qui c'era una fontana. E qua di là cosa c'è? Andiamo a vedere di là. Anche qui guarda tutto il soffitto dipinto. Anche qui guarda che bella. Ecco la scala a chiocciola che ci porterà ai piani superiori. Ma prima di salire scendiamo e andiamo ad esplorare la cripta. Accendi pure la torcia, Anastasia, fai attenzione dove metti i piedi, mi raccomando. I lavandini di una volta, Anastasia, completamente in marmo. Sì, era il lavandino. Da sopra, attenzione. Andiamo di qua. Guarda, qui c'è proprio l'abitazione. Guarda, è un'abitazione questa qua, qui ci vivevano. C'è un camino, guarda. Che soldino. Guarda. Questa è la propria abitazione. Ah, ma mi sa che questa era una piccola chiesa, sai? Una piccola cappella, vedi? Guarda. Ah sì.
Guarda i pavimenti, guarda. Tutti colorati, bellissimo. Vai, vai. Stiamo salendo da una scala a chiocciola stupenda, proprio al centro di questa struttura. Dovrebbe portarci ai piani superiori dove si narra questa piccola curiosità storica. Wow, anche qui hanno restaurato la volta. Ed eccoci arrivati nella parte superiore di questo edificio, nella torre. Pensate che si dice che da questa stanza, attraverso la vista da queste finestre, Napoleone nella campagna d'Italia nel 1796 poté assistere e dirigere le truppe durante la battaglia di Arcole. In effetti da qui il panorama è davvero mozzafiato. Qui c'è un panorama davvero bellissimo sulla città di Caldiero. Un bellissimo panorama sulla pianura. Anche questa esplorazione è terminata. Ci vediamo nella prossima avventura. Ciao! Ciao!